Al primo scrutinio Roberto Ciambetti è stato eletto presidente del Consiglio regionale Veneto. Lunedì Zaia presenterà la squadra degli assessori, Donazzan e Finco, molto probabili. Porta a Vicenza, più precisamente a Sandrigo, il primo atto ufficiale della 10ª legislatura regionale, iniziata con l'elezione di Roberto Ciambetti a presidente del Consiglio. L'assise, dimagrita nei numeri, i consiglieri sono 51, compreso il governatore Zaia, ha eletto alla prima votazione l'esponente leghista, in passato già consigliere e assessore provinciale, negli ultimi 5 anni responsabile del referato veneto del bilancio. Ciambetti, la cui candidatura è stata presentata in aula da Elena Donazzano, ha ottenuto 37 voti, ben sopra i numeri a disposizione della maggioranza, che sono 29. L'operatività del Consiglio regionale ma anche della Giunta la decidiamo noi con atti che sono appunto anche che seguono i ritmi della società veneta e che, ripeto, devono superare bizantinismi, devono superare quei riti che la gente non comprende e non capisce. Dobbiamo essere efficaci e efficienti in aula e anche fuori l'aula. Ciambetti nel suo intervento ha citato Piero Calamandrei, Papa Francesco, Primo Levi e Benjamin Franklin. Democrazia, lavoro, dignità, ribadito il neopresidente, sono concetti specialmente in Veneto inscindibili tra loro. Infine una citazione all'attualità: credo, ha ribadito, nell'autonomia. Non rinuncio al mio sogno per l'indipendenza del Veneto e mi batterò affinché anche il Veneto possa seguire la strada già percorsa in piena democrazia e trasparenza dalla Scozia. Eletti anche i 2 vicepresidenti, Massimo Giorgetti per la maggioranza e Bruno Pigozzo per l'opposizione, via libera anche i segretari dell'Assemblea Maurizio Conte e il bassanese Antonio Guadagnini. Protagonista della prima seduta un'altra vicentina, Cristina Guarda, che essendo tra i 2 consiglieri più giovani ha svolto il ruolo di segretaria. Chiudendo la riunione, il presidente Ciambetti ha annunciato la convocazione del secondo consiglio per lunedì 29 giugno. Zaia si presenterà con la lista dei nuovi assessori, tra loro molto probabili le presenze di Elena Donazzani e Nicola Finco. Coltiva qualche speranza di entrare in giunta anche Emanuela Lanzarini.